Giovedì 24 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita al mondo femminile in provincia di Belluno, donne e lavoro, Belluno prima in Veneto, titolo a piena pagina. In provincia il tasso di occupazione femminile più alto della regione, 63%, ma resta il divario con gli uomini. Domani la giornata contro la violenza di genere, l'analisi di denunce, salari e tutto ciò che aumenta la discriminazione. L'approfondimento di Fant a pagina 2. L'iniziativa Confindustria contro il muro di omertà. Confindustria organizza un percorso di sensibilizzazione rivolto alle imprese per prevenire e combattere la violenza di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro. Dobbiamo rompere il muro di omertà e vergogna che ancora esiste sul tema, fanno sapere appunto da Confindustria Belluno Dolomiti. Foto di copertina: la stagione dello sci inizia in alto a Gordino e Zoldo. Stagionali gratis ai piccoli di asili e scuole primarie. Ski pass stagionali gratis ai bambini che frequentano le 19 scuole primarie dell'infanzia dei distretti scolastici di Alleghe, Cencenighe e Zoldo. Il presidente di Alleghe Funivie, Sergio Pra: incentivare i giovani a sciare. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 11. 1000 associazioni a caccia di aiuto, ci pensa il CSV. Uno studio dell'ACS rivela il disagio provocato soprattutto dalla burocrazia. L'approfondimento di Dedona a pagina 5. Feltre, ultimo saluto a Mary Masocco con le bandiere. Tunnel di bandiere giallo-nere oggi per l'addio a Maria Cristina Masocco. La 26enne è morta domenica sulle vette feltrine. È il saluto di Portoria. L'approfondimento di Mammani a pagina 8. Il ministro Salvini, Galleria Comelico, ci penso io, questa è la sua dichiarazione. Il presidente dell'Unione Montana del Comelico, Giancarlo Ianese, con la vice sindaco di Santo Stefano, Elisa Bergagnin, ieri a Roma per parlare della viabilità comeliana in vista della chiusura della galleria. I due esponenti sono stati ricevuti prima dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi dal ministro Matteo Salvini. I primi hanno confermato verbalmente il finanziamento per recuperare la vecchia strada ad Laval tra Oronzo e Santo Stefano con una forbice tra i 50 e 70 milioni di euro. Salvini si è impegnato a seguire direttamente l'intera questione della viabilità di accesso e di uscita dal Comelico. La Mon, dopo l'incendio, già al lavoro ma in rifugio. Il loro albergo bar è inagibile dopo il rogo, ma gli imprenditori non si fermano, si rimboccano le maniche e continuano a lavorare. La proprietaria dell'albergo Ponte Serra, Deborah Rigam, è già dietro al bancone del rifugio Monte Coppo Baita Tabià sopra la Mon. L'approfondimento di Bertoglio a pagina 11. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, economia, indicazioni contrastanti sul fronte industriale. C'è ancora la spinta segnata dalla ripartenza post-Covid, ma nelle province di Belluno e Treviso il bilancio del manifatturiero nel terzo trimestre dell'anno offre di sé un ritratto in bianco e nero e a Belluno per una volta fa meglio della provincia consorella. Fra le Dolomiti emerge infatti un po' di ottimismo in più. Sulla domanda estera 45% di ottimisti contro un 27% di pessimisti. E a proposito di economia, crisi costano, ancora proteste dei lavoratori. Primo sciopero ieri all'Aipta Costan di Limana, proclamato dalle organizzazioni sindacali dopo che nei giorni scorsi l'azienda, alle prese con un calo produttivo, ha annunciato che non rinnoverà tutti i 253 contratti dei lavoratori a termine in scadenza. I sindacati sottolineano: è una manifestazione anche simbolica, basta al precariato spinto. L'approfondimento di Fant a pagina 10. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre in primo piano il turismo invernale, il caso sci rimandato a dicembre. Precipitazioni deludenti e temperature in risalita, a cannoni spenti, Cortina getta la spugna, salta il primo fine settimana. Dietro a fronte, in atteso l'avvio della stagione dello sci a Cortina, annunciato per questo fine settimana, dovrà essere rinviato, si partirà, recitano le nuove intenzioni, venerdì 2, massimo sabato 3 dicembre. La neve è scesa martedì e poca per poter preparare i tracciati per questo fine settimana e le temperature in rialzo ostacolano l'utilizzo dei cannoni. L'approfondimento a pagina 15. Foto di copertina dedicata
alle manifestazioni in atto davanti alla Epta-Costan attivi percorsi di stabilizzazione, sciopero e presidio per i lavoratori lasciati a casa. Basta con questa situazione di precarietà, per i 253 lavoratori a termine vanno trovati dei percorsi di stabilizzazione. Questo è il messaggio ribadito con forza da FIOM CGL, FIM CISL, WILM WIL e NIDIL CGL nel presidio ai cancelli dell'Epta-Costan di Limana. Buona adesione allo sciopero nelle 3 finestre orarie delle 10, delle 12 e delle 18. Vediamo appunto in questo scatto alcuni dei manifestanti. Assemblea Unione Province Italiane padrina l'appello valorizzare le 3 province di montagna. Feltre, alloggi Ater lasciati al freddo, allacciate la caldaia. E ancora Auronzo, incivili dei rifiuti, il sindaco lancia la sorveglianza con fototrappole. Musica, protagonista nel capoluogo, domani il concerto Concato a Belluno, fatevi coinvolgere dalle mie canzoni. Fabio Concato torna a Belluno a 25 anni dal suo ultimo concerto, domani alle 21 l'autore di canzoni intramontabili quali Fiori di Maggio e Domenica Bestiale arriva con il Musico Ambulante Tour, durante il quale proporrà un assaggio di quasi 40 anni di carriera. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, breve panoramica come sempre in merito alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, i nodi del governo. Manovra, la sanità tradita. Regioni deluse, i 2 miliardi in più non coprono neanche il buco dovuto a pandemia e caro energia, a rischio le case e gli ospedali di comunità, mancano i fondi per il personale necessario. Questa è l'emergenza in cifre, 2 miliardi i fondi stanziati in più della manovra per il fondo sanitario, suddivisi 3,4 la cifra che chiedevano le regioni per le spese Covid e il caro bollette del passato, 1,4 i miliardi per coprire i costi del caro bollette di ASL e ospedali. Top 10 delle carenze specialisti anno 2025, 4.180 riguarda la medicina d'emergenza urgenza, per passare alla pediatria, alla medicina interna, all'anestesia, rianimazione e terapia intensiva, chirurgia generale, malattie dell'apparato cardiovascolare, ginecologia, ostetricia, radiognostica e infine ortopedia e traumatologia. Il personale infermieristico necessario, totale 101.943, pari al 40% del personale infermieristico del sistema sanitario nazionale pre-Covid, spesa stimata per 3,5 miliardi. Queste le cifre e questi i numeri per quanto riguarda la sanità italiana. Pensioni, l'aumento trappola, si perdono 100 euro al mese, l'adeguamento all'inflazione tagliato per gli assegni sopra i 2.100 euro lordi mensili. Conte attacca, fanno cassa sugli anziani, sforbiciata anche per chi esce con quota 103. Il governo contro Bonomi, da lui critiche infondate, Calenda da Meloni va aiutata. Il sottosegretario Fazzolari, imprese trattate bene, la manovra in aula dal 4 di dicembre. Questi dati della finanziaria: 21 miliardi per l'energia caro bollette, 4 miliardi per il taglio al cuneo fiscale, 8,5 per altre misure, 1,5 per famiglie e natalità, per un totale di 35 miliardi di euro. Questa è la cifra della finanziaria. L'intervista a Daniele Santanchè, tassiamo le mance ai camerieri, ho ceduto le quote del Twiga. La ministra del turismo sul fisco e reddito di cittadinanza, abbiamo iniziato a dare dei segnali. Queste le sue dichiarazioni. Ho nominato un'amica all'Enit, il pregiudizio è dei malvagi, l'ente non funziona. E ancora, ho lasciato la mia società, non mi occuperò della riforma dei balneari. Fatti di cronaca internazionale, l'invasione dell'Ucraina, pagina 6, Russia terrorista, approvata la risoluzione dell'Europarlamento, Mosca sponsorizza il terrore e commette crimini, nel mirino la compagnia Wagner e i ceceni, la risposta arriva dagli hacker, siti dell'UE in tilt. E ancora il Cremlino, Strasburgo sponsor di idiozia, pioggia di missili, tutta l'Ucraina è al buio, i raid non danno tregua, pesanti danni alla rete elettrica, Zaporizhzhia in blackout ma radiazioni nella norma. Fatti che riguardano il Veneto, il Mose c'è, viva il Mose, ma la colpa dei ritardi e di tangenti e ruberie non degli ambientalisti. Venezia salvata dall'acqua alta è un dato, occorre però non abbassare la guardia di fronte all'innalzamento del mare e in difesa della laguna. Sanità inaugurato allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, l'acceleratore Ethos, terapie adattate al paziente a ogni seduta. L'assessore regionale alla sanità Lanzarino, una macchina meno invasiva e più puntuale, così realizziamo un progetto sartoriale per curare i malati. La battaglia, borse di studio non pagate, la commissione incalza Zaia, votata a maggioranza la richiesta di rifinanziare i sussidi per i meritevoli, le forze di opposizione. Grazie alla nostra denuncia è emerso il problema.
Veneto ed economia, videogiochi ma non solo, i soldi dei big dello sport per la trevigiana Clash. Chiuso un round di investimento, ora crescita in Arabia e Sud America, entrano in società anche Francesca Piccinini, Zappacosta e Vettori, volti noti dello sport italiano. Ma andiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, la montagna verso l'inverno, contrordine fine settimana senza sci, c'è poca neve, Cortina rinvia l'apertura, delusione per gli impiantisti di Colgalline e Falori, appena si abbasseranno le temperature inizieremo a sparare. In tanti ci chiamano per programmare allenamenti e discese, l'attesa è forte ed ecco in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, cannoni in azione sulle piste di Cortina d'Ampezzo. L'obiettivo al 3 dicembre, stiamo indietro, confidiamo nel freddo, da Rabba a Falcada d'Alleghe si attende il previsto calo delle temperature, forse in azione nel weekend alla pista sul passo Monte Croce. Passiamo a un approfondimento del Corriere delle Alpi in merito alla giornata contro la violenza di genere, buste paga più basse e lavoro precario, la violenza declinata sul posto di lavoro. La CISL ha commissionato una ricerca alla Fondazione Corazzin, le donne hanno più part-time per conciliare famiglia e impiego. Confindustria, oggi un incontro, rendiamo le fabbriche sicure e inclusive, l'appuntamento è appunto per questa giornata alle 16:30 a Villa Doglioni. Sedi rosse in città per ricordare le vittime, provincia, comune di Belluno e Dolomiti Bus insieme con la campagna di posto occupato coinvolte le scuole. Per superare il problema della violenza sulle donne e per sensibilizzare la popolazione dei ragazzi fino agli anziani su questa piaga sociale è importante che tutti gli enti locali ma anche le associazioni preposte lavorino in rete per creare una nuova mentalità. E a proposito della violenza di genere, teatro, musica e convegni per riflettere e dire basta. Oggi appuntamento a Limana con Matazza Teatro, domani concerto a Longarone, previsti anche incontri della rete degli studenti e con la mediatrice familiare Prest a Trichiana. Passiamo adesso a pagina 18, enti locali, padrine, valorizzare il ruolo delle 3 province montane. All'Assemblea dell'UPI presentato un documento programmatico ai ministri, i rappresentanti del governo promettono la riforma e il ritorno della elettività. Una panchina bianca in piazza per riflettere sul cancro ai polmoni, altra notizia che riguarda il capoluogo, iniziativa del comune assieme all'associazione Alcase che punta ad aprire una sede in città. E adesso siamo a pagina 19, Olivier, gelatieri in Germania, esportiamo l'Italia che crea, ecosostenibilità e comunicazione, chi oggi non segue queste tendenze si autoelimina dal mercato, questa è la sua dichiarazione, la sua famiglia lavora dal 1928 a Witten e qui siamo considerati personaggi pubblici, un'intervista che riguarda uno dei premiati del premio internazionale bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia all'estero in programma questo sabato nella chiesa di Sedico. Andiamo a pagina 20, colletta alimentare, 1000 volontari per aiutare i bisognosi. Sabato si potrà donare la spesa in 115 punti vendita. Torrente, sosteniamo 3.000 bellunesi in povertà. Orientamento scolastico, ritorno a scuola aperta nei vari istituti superiori. Il Liceo Lollino propone diversi appuntamenti infrasettimanali. Sabato prof e studenti a disposizione al Catullo e al Galilei Tiziano. E ancora il caso, spesa proletaria da oltre 200 euro ma viene scoperto. Un uomo senza fissa dimora è finito in tribunale per aver tentato di rubare tonno, caffè, formaggio, grana e anche barrette energetiche. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 21, Feltre, i mini appartamenti senza riscaldamento, appello all'ATER per la nuova caldaia. Sono 19 gli alloggi lasciati al freddo dalla scorsa primavera, a 5 utenze in regola è garantita l'acqua calda. Sociale, azienda feltrina, servizi alla persona, Simoni e la Bellotto nominati nel CDA. Il primo ha finito la sua carriera 18 mesi fa come DG a Bassano, la seconda tra il 2013 e il 2018 è stata senatrice, gli attende la riorganizzazione del welfare. Rimaniamo a Feltre, qualità e servizio, questa è la ricetta per i 60 anni di Depian Salotti. Il fondatore Oscar è al timone dell'attività dal 1963, il difetto dei miei divani che durano troppo. Il caso spilla 10.000 euro alla ragazza disabile, chiesto il processo e ancora 30 allievi di terza in trasferta a Dublino per un corso in inglese. L'iniziativa è a cura degli istituti Negrelli e Colotti. Santa Giustina ha fatto cronaca giudiziaria, perseguita il vicino ed è condannato con il vizio di mente. Rimaniamo nel Feltrino, Fonzaso, il comune rinforza la mensa scolastica con 2 disoccupati. La delibera di giunta ha affidato il servizio di assistenza a una cooperativa sociale che assumerà dei residenti.
Ancora dal Feltrino, Pedavena, campo per il padel a disposizione degli appassionati. Feltre, emozioni e lacrime, la vita di Mary scorre in un video. Chiesa del Sacro Cuore gremita per la veglia di preghiera dedicata alla giovane feltrina deceduta domenica. Oggi alle 14:30 i funerali. Ancora a Feltre, gli ospiti dei centri diurni, promossi giocatori di bocce, come si può vedere da questo scatto. Passiamo in Valbelluna, Rimana, la notizia che ha aperto come foto di copertina: precari, sciopero alla Constant, servono percorsi di garanzia. Buona adesione al presidio in difesa dei 253, cui non verrà rinnovato il contratto. Bona della FIOM CGL, scelta inaccettabile, hanno contribuito ai successi dell'azienda. Ferraro della Win CGL, serve responsabilità non solo industriale ma anche sociale. Ancora da Borgo Valbelluna, Trichiana, espansione dei vigneti, no grazie, preoccupa l'utilizzo dei pesticidi. A Trichiana nasce un comitato di cittadini che domani sera si riunisce per esporre le sue ragioni. Siamo a Longarone, Vaionti, i temi della memoria e dei diritti, fili conduttori delle celebrazioni del 60°. La Fondazione incontra i vertici nazionali di Libera, rinnovati gli inviti a Mattarella e al Papa, la Mezzola ci sarà. Notizia di spalle, domani a Tambre con Restart si parla di sport e inclusione. E ancora Val Vaionte, lavori all'Hotel Erto e area sosta attrezzata, 2 cantieri in partenza. Notizia adesso che ci porta a Ponte nelle Alpi, 3 auto si tamponano tra Polpette e Andreane e il traffico impazzisce. Tutto questo sulla statale 50. Tamponamento a catena e traffico impazzito sulla 50, 3 le auto coinvolte tra Ponte nelle Alpi e Belluno ma nessun ferito, solo lunghissime code in entrambe le direzioni e tempi di attesa elevati. Lo schianto è avvenuto verso le 17 tra le località di Polpette da una parte e Andreane dall'altra, al confine dei 2 comuni. Ponte nelle Alpi, domani sera Pubbliche Energie, incontro sul legno a pellet. E continuiamo con la Gordino, la Valle, rubo solo per fame, si difende il 19enne arrestato alla Campe. Matteus Rossi ha spiegato in tribunale l'assalto al Super V, ma i carabinieri sospettano sia l'autore anche di altri furti. Sequestrati un trapano, un piede di porco e il cacciavite, utilizzato martedì. Rivamonte, strada provinciale numero 3, Agona al cantiere, è completato al 70%, quella che scade venerdì è forse l'ultima chiusura totale, Fabio Lucchetta, ma i lavori finiranno solo in primavera. Canale Vallada, la sezione Associazione Bellunesi Volontari di Sangue assegna 33 diplomi di benemerenza e ancora Val di Zoldo, Regola Grande e Mareson, lotta serrata al Bostrico. Passiamo a pagina 27, Cortina, incontro sull'accessibilità, la neve deve essere di tutti. Il presidente degli albergatori Pirro annuncia un summit per il 16 dicembre, serve aprire uno scenario nuovo anche in vista delle Paralimpiadi. Cortina ancora, parcheggi a pagamento dal 1 dicembre via gli abbonamenti e ancora verso la Fashion Week, ecco le chiusure delle strade. Tutti gli approfondimenti li trovate in questa pagina, comunque l'appuntamento è fissato dall'8 al 10 di dicembre. Danta di Cadore, la regola a favore delle aziende, Maddalene, giusto dare un aiuto. E continuiamo con Auronzo, il sindaco tuona contro i furbetti dei rifiuti. Vecellio Galeno, non si può abbandonare in strada qualsiasi tipo di immondizia possibile, partirà la videosorveglianza sotto accuse e sacchetti lasciati di notte nella piazzola di fronte all'ex funivia. Vediamo appunto la situazione della piazzola di San Rocco di fronte alla partenza dell'ex funivia, davvero una inciviltà che non ci aspettiamo dalla comunità di Auronzo, e fatto bene il sindaco. La rappresentanza dei dati ieri all'Ozzo, Sinergia Cadore Austria per il progetto pilota di risparmio energetico, e ancora dal Comenico Superiore Presepe, itinerante grande attrazione delle feste natalizie nelle frazioni Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola. Alle frazioni lo scorso anno parteciparono 120 persone e i turisti hanno molto apprezzato l'idea. E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, passiamo immediatamente al suo interno, notizia in primo piano che riguarda l'occupazione al femminile, occupazione rosa, Belluno fa scuola, la provincia è medaglia d'oro in Veneto per il tasso di impiego femminile come emerge da uno studio della CISL, il primato sarebbe dovuto all'occhialeria. Troverete anche una tabella con dati e numeri riferiti appunto al lavoro e alla disparità di genere per quanto riguarda la provincia di Belluno e per quanto concerne il Veneto. E sempre a proposito della giornata per la lotta alla violenza di genere, studenti in rete e associazioni tutti uniti per le donne. A Teatro e sul bus, posto occupato dedicato alle vittime di femminicidio. L'iniziativa in questo caso è dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Belluno, Simonetta Buttignon. E ancora Confindustria si schiera contro omertà e vergogna, via un percorso di sensibilizzazione rivolto alle ditte per aiutare le lavoratrici. Gli imprenditori così saranno pronti alle protezioni di chi subisce abusi.
Pagina 5, 1000 associazioni in cerca di aiuto, presentato lo studio della ECS che ha analizzato il mondo soprattutto sportivo, punto di riferimento delle società tra fisco, norme e assicurazioni. In assenza di giovani serve un sostegno burocratico e sarà il CSV a pensarci. Studi e cifre, il 27% di questi sodalizi ha sede nel capoluogo di provincia. Ulteriore approfondimento che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Altre notizie: bellunesi nel mondo in visita a Bruxelles all'Europarlamento per l'autonomia e ancora vertice con l'ente turismo di Lienz, Buttignon al lavoro per l'area vasta. Siamo a pagina 7, regge il settore manifatturiero, imprenditori ancora fiduciosi, resa nota l'analisi trimestrale della Camera di Commercio. Artigianato, Confartigianato, la montagna deve fare rete. I vertici bellunesi all'Assemblea Nazionale a Roma, nella rappresentanza parlamentare anche il senatore De Carlo. Ecologia a scuola, una quarantina di carpini bianchi piantati nel parco di Villa Clizia, notizia che ci porta sempre nel capoluogo bellunese. Spostiamoci invece adesso a Feltre, azienda feltrina, nel CDA entrano Bellotte e Simoni, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Notizia di spalle, sbandieratori di Portoria per l'addio a Mary. La bara della 26enne passerà sotto un tunnel creato con i drappi. Oggi alle 14.30 in Duomo il funerale della giovane morta tornando da un'escursione al passo del Comedon. Feltre, bocce, 19 nuovi atleti dai centri diurni del distretto, anche in questo caso notizia trovata nell'edizione del Corriere delle Alpi. Spostiamoci invece adesso a Pedavena, arriva il contributo del PNRR, nel 2024 aprirà un asilo nido. Sarà realizzato nel contesto degli istituti riqualificando l'ex casa del custode. Il sindaco Castellaz, così il comune avrà un polo scolastico da 0 a 14 anni. La Mono, dopo il rogo, Deborah Riga riparte da rifugio alle EI, albergo Ponte Serra inagibile dopo l'incendio, siamo al Monte Coppolo. E andiamo avanti con San Gregorio, incontro sulle comunità energetiche, l'appuntamento è per questa sera alle 20.30 nella sala Tina Merlin. Santa Giustina investita mentre attraversa in piazza, 23enne ferita. Paura ieri nella piazza vicino al municipio a Santa Giustina dove è stata investita una giovane che stava attraversando sulle strisce pedonali. Fortunatamente le conseguenze non sono gravissime. Anche il Gazzettino dedica spazio alla crisi e alle manifestazioni di sciopero dei lavoratori della Costan. Questo è il titolo: Costan in sciopero, basta precariato spinto. Primo stop dopo l'annuncio che l'azienda non rinnoverà tutti i 253 contratti di lavoratori a termine in scadenza. Le organizzazioni sindacali: non è possibile che siano loro a pagare, chiediamo alla società l'apertura di un tavolo. Sedico Feltre, notizia di spalle, ladri in azione in 2 case tra Sedico e Mugnaie. Passiamo a Ponte nelle Alpi, qualità dell'aria, c'è un valore critico. Dal monitoraggio di ARPAF emerge lo sforamento del benzopirene, dal borgo il livello sale quando si accendono le caldaie. Borgo Valbelluna, caro bollette, arrivano le limitazioni per le luminarie. Direttive del comune per le piazze principali e le frazioni possono essere attivate dal 17 dicembre all'8 gennaio e solo dalle 18 alle 23. Baby sciatori scendono in pista gratis, uno ski pass stagionale a costo zero garantito a tutti i centinaia di piccoli residenti dell'Alto Agordino e di Zoldo. L'iniziativa illustrata dal presidente di Alleghe Funivie, Sergio Pra, riguarda elementari e asili di 12 comuni. Agordo, piscina maxi contributo per bollette grazie al talento di Filippo Monestiere. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno con il mondo sportivo. Grande Italia, ora si gioca per il podio. La nazionale di Stefania Costantini batte Svezia e Svizzera, che oggi sarà anche l'avversaria nella semifinale europea. Il secondo posto nel girone vale la qualificazione ai mondiali. Hockey Alps League, il trittico all'Olimpico si conclude con Lustenau, terza partita in casa in una settimana per il Cortina Afro che vuole difendere la preziosissima quinta posizione. Il personaggio, il panettiere volante in Grecia per l'ennesima sfida impossibile, parliamo di William Daroit che dall'alba odierna affronta i 490 km della mitologica Philippides Run, Atene-Sparta-Atene. Ancora sport, Longarone alpina, eliminazione shock, ottavi di Coppa Fataglia, la squadra di Garlette che pure era avanti 3-0 dopo 30 minuti. Nella ripresa il crollo che consente alla Sagittaria Giulia di imporsi per 4-3. 4-3 appunto il risultato finale. Ancora calcio, scelta granata al dopofaso a Signoretto. Il Ponte nelle Alpi ha un allenatore dopo un paio di giorni di sondaggi e 7 dicembre sfida di Coppa Polpetta. Rugby, Alpago e Belluno finalmente derby, la seconda fase della Serie C si inizierà domenica 4 dicembre con il confronto tra bellunesi. Pattinaggio su ghiaccio, subito nuovi personali per i talenti cadorini.
Concludiamo con l'agenda, raccontare l'immigrazione veneta, ecco nomi e titoli dei 10 finalisti, notizia che interessa anche la nostra associazione. Sono stati 66 i partecipanti a raccontare l'immigrazione veneta, il concorso letterario organizzato dall'associazione Bellunesi nel mondo. La BM andava in cerca di storie di immigrazione che fanno viaggiare tra epoche, paesi e continenti con un comune denominatore, il legame con la terra veneta. Da quei 66 racconti sono stati selezionati i 10 finalisti. Stasera al Comunale la storia di Janis Joplin, parte oggi giovedì Giovani H21, una nuova rassegna di 4 spettacoli del TIB Teatro. Tutte le informazioni le troverete nel sito appunto del TIB Teatro. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Bellunesi nel mondo.